Siusi e Patrizio News, eccoci qua, siamo qua per l'estate per darvi idee di dove andare, cosa fare, dai. Dove sei tu oggi? Io sono a un concerto di musica classica, insomma, sì, tipo opera lirica, ecco, Ma diciamo, dai. sì. Io invece sono a un concerto perché l'estate naturalmente è tempo di festival, Sì. è tempo di concerti, è tempo certo. di uscire per Di stare assieme agli zanzare, altri. sì, va bene. Allora, è già in corso il Lucca Summer Festival, Sì. e dopo i Kiss, i Simple Red, Bob Dylan, sono attesi Blair, Placebo, Chemical Brothers e Robbie Williams. Bob Dylan andrei a vedere, cioè avrà più o meno la mia età, anche forse di più. Sì. Però ci sono anche altri tipi di concerti. Per esempio, fino al 16 luglio c'è anche Umbria Jazz, che è al suo 50° anniversario. Poi fino al 12, quindi sbrigatevi, il Pistoia Blues Festival, è importantissimo. E poi tra luglio e agosto a Torre del Lago, vicino a Viareggio, c'è il Festival Pucciniano, la Bohème, la Turandot, la Madama Butterfly, tutte queste cose, no? Lascia stare. Allora, cambiamo zona dal 4 al 7 agosto. Sì. A Castelbuono, che è un borgo siciliano in provincia di Palermo, c'è Ipsigrog Festival, è dedicato alla musica indie e alternative rock. Ecco, ma è definito il primo boutique festival d'Italia. Cioè, cosa vuole dire? Vuol dire che dovrebbe essere un festival ridotto, non più di 10.000 persone. Ridottissimo. Sì, vabbè, comunque. Va bene, dai. Dal 13 luglio fino al 1 ottobre, quindi avete tempo, a Cortona, la 13ª edizione del Cortona in movimento. Ma dillo bene in inglese. In movimento. Ma insomma è il Cortona on the move. Ma dai, insomma, è vicino ad Arezzo, cioè tutta la Toscana. Certo, dobbiamo parlare in inglese. Quelli della Crusca mi hanno detto che si dice in italiano quando è possibile. Quindi in movimento, Festival internazionale della fotografia. Il tema di questa edizione è più o meno. More or less. Dillo è come più dico. o meno esplorerà la dicotomia tra abbondanza e scarsità, superfluo ed essenziale, elite e masse. Interessante però questo tema, no? Ti piace? Sì, sono previste 26 mostre. Perfetto, invece a proposito di mostre tra superfluo e essenziale, Sì? c'è anche una mostra tra il fuori e il dentro. È dedicata all'arte carceraria. Ma dai, presso fuori l'ex dentro. stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana. Favignana, siamo nelle isole Egadi, c'è anche un carcere costruito attorno al castello di San Giacomo. Quindi è giusto fare questo, ma che cosa sarà? Allora, è una mostra che espone opere d'arte realizzate da detenuti di tutto il mondo, selezionate da Art in Prison con il sostegno della Fondazione Severino, in collaborazione ovviamente con il comune di Favignana. Certo, sei andata a Favignana, è interessante, dai, sono interessanti. È molto interessante, 2500 opere provenienti da 60 paesi. Ovviamente l'obiettivo è collegare il dentro e il fuori, la prigione. L'abbiamo capito. Sì. Allora, l'Italia e la Francia stanno affrontando il problema dell'overtourism, cioè del turismo eccessivo. Bisogna prenotare, e questo è quello che hanno adottato appunto alcuni paesi come la Francia, un numero chiuso addirittura, e soprattutto dare vantaggio a chi prenota prima. La Francia è appunto un paese d'adozione di una legge nazionale per regolare gli accessi alle destinazioni più popolari e promuovere tour alternativi. Sì. Allora, la Francia è il primo paese visitato. La Francia? Giuro. Non è l'Italia? Ma è pazzesco. Comunque, vabbè. Pensavo fosse l'Italia. Sì, quindi ha adottato queste misure appunto di un numero chiuso.
Però voglio dire, il problema è non andare tutti nello stesso posto. Cioè si può andare a fare slow tour per le parti più per i luoghi più diversi, no? Noi lo facciamo da anni. Andate sul nostro sito italiaslowtour.it e trovate tutte le destinazioni possibili, ce ne sono a centinaia alternative. Dai. Vabbè, dai, lo doveva dire e l'ha detto. Una curiosità, se siete amanti dei viaggi particolarmente curiosi, c'è un posto che insomma potrebbe essere interessante. Nel deserto californiano è nato un nuovo paese che chiede l'indipendenza dagli Stati Uniti. Ah, che carino! Si chiama, a proposito di Slow Tour, si chiama Slow Jamastan. E niente, è stato fondato da un DJ radiofonico, un tale Randy Williams. Per ora ha 500 cittadini registrati, ma ce ne sono altri 4.500. Ma glielo faranno fare. Però qui c'è una regola molto importante che il fondatore Randy ha fissato: qui non si possono indossare le Crocs, che sono gli zoccoli di plastica, quelli. Lui dice qui questo no. Però un DJ che fa uno stato a parte, non lo so, comunque sarebbe interessante. Ma c'è anche un progetto che sembra più serio di questo, un Dogen City. Naturalmente sono giapponesi quelli che li hanno inventato, un progetto giapponese che prevede isole artificiali collegate tra loro, con alloggi per 40.000 persone, una cosa esagerata. Userà tecniche eco-friendly, ecosostenibili, amichevoli, soluzioni di mobilità urbana sostenibile, aree verdi. Il governo giapponese sembra d'accordo e si proverà a farlo dal 2040. Quindi se volete fare i turisti in una zona totalmente eco-friendly, prendete però a me tutte ste robe, cioè questo magari potrebbe essere interessante, ma voglio dire, noi abbiamo migliaia di villaggi che sono o borghi che sono deserti, no? E allora abbiamo bisogno di fare le isole, ma dai, cioè a me queste robe mi puzzano un po' di imbroglio, no? Come le case ecologiche di Elon Musk. A me fanno venire in mente invece le isole artificiali a Dubai, che non sono state una grande invenzione. Andiamo avanti. Dai. Un'antica città che era scomparsa risorge dalle profondità del mare. Dai. Sì, un gruppo di studiosi tedeschi ha finalmente individuato la chiesa di Ruhmholt. Era un insediamento medievale, è stato inghiottito da una tempesta pazzesca, tipo uno tsunami nel lontano 1362. Siamo sulla costa del mare di Wadden, nel Mar del Nord, tra Germania, Paesi Bassi e Danimarca. Per secoli la sua posizione era rimasta un mistero, adesso l'hanno trovata. È una specie d'Atlantide, ma anche di fronte a Cattolica. Abbiamo una cosa così in Romagna, no? Esiste la leggenda di Conca, detta anche Valbruna, nome dato dall'anonimo fiume naturalmente, quindi non sappiamo bene come si potesse chiamare, una città sprofondata. Sommersa prima dell'anno 1000. Praticamente ogni tanto affiorano anfore, cose di questo tipo che ci fanno capire che appunto c'era questa città. Venne abbandonata in fretta e furia e ogni tanto i pescatori trovano queste cose, per cui si sa che esiste. È una piccola Atlantide in Romagna. Senti, non ci credo, ma c'è una notizia pazzesca. È una notizia sorprendente. Sì? Allora, una tartaruga marina della specie caretta ha deposto le uova. Dove? Sulla spiaggia di Milano Marittima. Ma non ci credo, dai. L'evento è accaduto tra le 21 e le 23 di sabato 24 giugno. Si è persa. Si sono mobilitati tutti per proteggerla, il parco del Po, l'associazione Turtles of the Adriatic Organization, eccetera, tutti per proteggere la covata. Questa covata. Poi sono andati, l'hanno spostata in un posto più sicuro e poi l'hanno circondata. Vabbè, troppo. Sì, forse troppo. Povera carretta, lasciatela in pace, che insomma, poveretta, no? Allora, crowdfunding di... ma l'hai detto in inglese questo, raccolta fondi di Eppela, questa che vedete qua sotto, si è spostata fino al 20 luglio e praticamente concorrono a fare questo programma
che è appunto Misteri non per caso, che vedete qui e che sarà appunto un programma tutto sui misteri. Finalmente racconteremo tutto, potrete capire tutto su quello che non ci hanno mai raccontato in un'altra storia, di un'altra storia. Cambiamo i sussidiari, vai! Ecco, tra l'altro una cosa importante, tutti questi filmati vanno poi sulla nostra piattaforma Per Caso TV. Andate a vedere i filmati che ci sono, ce ne sono di inediti. Tantissimi. E credo di poter dire che sono interessanti. Saluto che siamo in ritardo. Saluto e basta, non c'è nient'altro da dire. Alla prossima. Ci sarebbero tante cose da dire. Ho capito, ma anche che se volete salire su Adriatica quest'estate potete farlo scrivendo a redazione velistipercaso.it. Ciao. Ciao.